Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti al Festival del Futuro, bentrovate e bentrovati. Siamo come sempre in diretta attraverso i canali del nostro gruppo editoriale, il gruppo Atesis, le nostre testate, l'Arena di Verona, la Gazzetta di Mantova, il Giornale di Vicenza e Brescia Oggi, per parlare di futuro nel presente, per trasformare il tempo attuale in una piattaforma sulla quale costruire il mondo di domani. La società 5.0 di cui si sta parlando da mercoledì su questo palco è la società di un mondo umanocentrico da costruire insieme. Non mancano i temi, sono sempre svariati in tutte le giornate a partire da questa mattina, temi che affrontiamo per capire quali sono gli orizzonti che ci attendono, quali sono le speranze, i progetti e le problematiche. Tutto questo senza paura. Niente paura, ci sarà una nuova pandemia, è il titolo del prossimo tema che affrontiamo insieme, un keynote speech a cura del direttore scientifico e direttore del Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia dell'IRCS Sacro Cuore Don Calabria, il professore associato di malattie infettive Federico Giovanni Gobbi. Ben trovato, professore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Le lascio la palla, le Grazie. passo la palla. Buongiorno a tutti, partiamo con le nostre slide, vediamo se riusciamo. Ok, tenete conto che nel 1969 un grandissimo chirurgo americano aveva fatto questa affermazione: è tempo di chiudere i libri delle malattie infettive e di dichiarare la guerra contro la pestilenza vinta. Aveva ragione? Purtroppo no. E vedete che nel mondo attualmente ci sono tantissimi tipi di malattie infettive e la guerra contro la pestilenza è ancora ben lontana dall'essere vinta. Vedete che abbiamo malattie emergenti e riemergenti. Qual è la differenza? La differenza è che una malattia emergente è una malattia nuova in Italia, come potrebbe essere il West Nile. Una malattia riemergente è una malattia che era presente precedentemente, come la malaria, e che può ritornare. Siamo in ambito di globalizzazione e circolano tutti i giorni aerei, navi, e che cosa fanno questi vettori? Possono trasportare dei germi, e questi germi sono trasportati dalle persone, basti pensare al Covid, sono trasportate da animali, basti pensare a Marburg, da cibi, epatite A, o da zanzare, che sono quelle che trasmettono malaria o la dengue. Quindi possiamo ritrovarci tutte queste patologie, e la cosa da tenere in considerazione è che queste malattie infettive possono avere tutta una differente via di trasmissione. A noi, tra tutte queste malattie qua, la via di trasmissione che ci interessa di più è quella respiratoria, quella in grado di portarci a una pandemia. Cosa succede? Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della parola spillover. Spillover significa il salto di specie. Ci sono i virus che stanno buoni all'interno degli animali, e poi per un fattore, o tramite gli animali stessi o tramite dei vettori, fanno il salto di specie e arrivano all'uomo. E l'uomo può portare tutte queste patologie dappertutto in tutto il mondo. Però abbiamo qua un pubblico di giovani. Abbiamo parlato di pandemie, vediamo cosa pensano di voi i giornali. Questa gioventù è cattiva e pigra, non sarà mai come la gioventù di una volta, non riuscirà a conservare la nostra cultura. Nemmeno i tempi sono più quelli di una volta, i figli non seguono più i genitori, e da un giornale di Roma: a Roma di un mestiere onesto non è il caso di parlare, fatichi e non sei pagato, la roba che oggi hai è più scarsa di quella che avevi ieri e sarà peggio domani, perciò me ne vado. Questo è quello che pensano di voi, una piccola bugia. Andiamo a vedere chi lo dice. Frammento di argilla babilonese, papiro egizio e Giovenale nelle satire. Questo per dirvi che le persone un po' più in là con gli anni criticheranno sempre le nuove generazioni da 5.000 anni sempre in avanti. E questo cosa ci dice sulle pandemie? Che noi, per capire meglio le pandemie, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo e avremo tutte le nostre risposte.
Pensate che nel 1347 all'epoca le epidemie non erano respiratorie, erano tramite pulci e topi, la peste bubbonica. Però i nostri amici veneziani già all'epoca avevano dato una grande prova di intelligenza e di salute pubblica. La quarantena marittima, ossia arrivava una nave da Oriente, perfetto, io la lasciavo 40 giorni in porto e prima di far approdare tutto il personale li lasciavo per 40 giorni. Se c'era qualcuno con la peste, ovviamente morivano poi tutti. Tenete conto che siamo nel 1347 e questa, diciamo, attività di salute pubblica la usiamo ancora oggi. E poi un'altra grande loro interpretazione è quella del lazzaretto, cioè isolare coloro che avevano le malattie infettive in una piccola zona. Tenete conto che qua è importantissimo il concetto di quarantena perché era rivolto a tutte le navi indistintamente. Poi a livello di pandemie abbiamo i conquistadores. Sapete che nel 1510-20 la popolazione dell'America era di 30 milioni di abitanti, in pochi anni si sono dimezzati a 15 milioni, perché? Non tanto per i cavalli o per i moschetti di Hernán Cortés o Francisco Pizarro, ma perché sono state portate morbillo, peste, vaiolo, influenza e tifo in una popolazione che non era mai venuta a contatto con queste malattie. E andiamo più avanti, questo lo avrete studiato sicuramente a scuola, i Promessi Sposi, l'incipit della peste, e questo professore di Milano lo definisce un testo illuminante perché ha confrontato la peste del 1600 e il Covid, la certezza della pericolosità degli stranieri, le malattie infettive sono sempre quelle degli altri, lo scontro violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero a Codogno, il disprezzo per gli esperti, che a volte se le vanno pure a cercare, però a volte sono disprezzati lo stesso, la caccia agli untori, le voci incontrollate, una volta a voce, adesso tramite Messenger, Twitter e via dicendo, i rimedi più assurdi che abbiamo visto, la razzia dei beni di prima necessità nei supermercati e l'emergenza sanitaria. I comportamenti umani dopo 400 anni sono esattamente gli stessi. Ma ritorniamo alla certezza della pericolosità degli stranieri, perché le malattie infettive sono sempre quelle degli altri. Vedete che la sifilide una volta veniva chiamata il morbo gallico dei francesi, e sapete come la chiamavano i francesi? Il mal napoletano, perché è sempre una malattia degli altri. E seppure il Covid all'inizio era una malattia dei cinesi e quindi noi ci difendevamo, sapete di chi era la malattia ai primi di marzo del 2020? Dell'Italia. Gli italiani andavano a infettare tutto il mondo, perché le malattie infettive sono le malattie di tutti. C'è stata poi l'influenza spagnola nel 1918-19, il mondo veniva da una terribile guerra e appena finita la guerra c'è stata questa epidemia di influenza che ha mietuto milioni di morti. Poi c'è stata la SARS-1, non so chi di voi, ma magari alcuni di voi non erano ancora nati in questi anni, e c'è stata la prima SARS, il primo Covid. Pensate che questa malattia aveva un tasso di letalità del 10%, cioè ogni 100 persone che venivano infettate 10 morivano, e ne sono morte 800. Purtroppo tra di loro c'è anche il dottor Carlo Urbani, che è un italiano che è morto in Vietnam per questa patologia. Ma questa epidemia, almeno in Europa occidentale, è passata in sordina. Perché? Adesso lo andremo a vedere. Nel 2012 David Quammen, che è un grande scrittore, intervistando i più grandi virologi, e scrivendo quel libro che si intitola Spillover, abbiamo visto che è il salto di specie, ha detto nel 2019, un po' da gufo, ma ci ha preso, che la prossima pandemia sarà o un'influenza aviaria o una coronavirus, e ci ha preso perfettamente. Ma li vedete qua, questa è la SARS di cui parlavamo prima, che ha una mortalità del 10%. Questa è la MERS, il coronavirus dei cammelli, che ha una mortalità del 30%, però ha causato soltanto una quarantina di morti.
Perché? Perché i virus sono intelligenti, più sono patogeni, cioè più uccidono le persone e meno si possono espandere. E dopo un po' si attenuano. Questi altri coronavirus sono i virus dei raffreddore, per cui così come un po' il Covid adesso, che continua a circolare ma ha un impatto meno forte. Ma perché il Covid invece 19, che aveva una mortalità del 2 o 3%, ha causato milioni di morti? Per una caratteristica importante che per un po' di tempo ci è sfuggita, che è questa qua. La barra nera è l'inizio dei sintomi, in rosso questa curva rossa è la contagiosità. Vedete che io sono contagioso, il massimo della contagiosità ce l'ho appena prima dell'inizio dei sintomi. Questa è la grande tragedia di questo virus che ci ha caratterizzato gli anni scorsi, cioè io infetto prima di essere malato. Questo è il problema. E allora cosa faccio? E allora consentitemi un paragone calcistico. Se io aspetto i sintomi e sono l'operatore sanitario in rosso, l'attaccante, il virus che è in blu, va in gol direttamente. Cosa devo fare? Cosa insegnano le scuole calcio? L'anticipo, cioè io devo considerare tutte le persone con cui vengo a contatto oggi come dei possibili malati di domani e quindi vado a fare il lockdown. Il lockdown non è altro che il concetto di prima che abbiamo visto della quarantena che avevano i veneziani, considero tutti come dei possibili malati di domani e allora vado ad agire con il lockdown e le autorità e impedisco lo spandimento di questa pandemia. Per cui a livello di autorità noi avremo, se ci sarà una nuova pandemia, cioè ci sarà sicuramente, bisogna sperare che sia il più in là possibile, ma avremo delle misure fatte dalle autorità. E poi abbiamo le nostre misure personali, che sono il distanziamento. Queste malattie si trasmettono tramite i droplet. Se siamo al di fuori, come siamo adesso, se stiamo a più di 1 metro di distanza non ci contagiamo. È ovvio che se siamo in una stanza, invece, dopo un po', anche se stiamo a distanza di più di 1 metro, l'area si riempie di virus. La seconda cosa sono le mascherine. Chi di voi, me compreso, rideva vedendo gli orientali mettersi le mascherine negli aeroporti nel 2010, 11 e 12. Adesso ridiamo un po' meno e le mascherine sono quelle che ci consentono, sia quelle chirurgiche, le FFP2, di ridurre sia l'infezione agli altri e sia di prenderci l'infezione. Il lavaggio delle mani, che è fondamentale, tenete conto che ci eravamo un po' dimenticati anche l'igiene delle mani, e la pulizia delle superfici. Quindi, riassumendo in finale, in futuro ci saranno sicuramente delle nuove pandemie, speriamo che siano più in là possibili, però il Covid ci ha ricordato che purtroppo possono arrivare e quindi noi dovremo aspettare le misure delle autorità e mettere in atto le misure che possiamo mettere noi stessi nel nostro piccolo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie professore per questa disamina chiarissima su ciò che già abbiamo vissuto e ciò che eventualmente dovremo affrontare in futuro. È un po' questa la filosofia del Festival del Futuro, Sava Sandir, cioè affrontare ciò che ci tocca tutti i giorni, professore, e nel contempo cercare di guardare più in là, più avanti, possiamo dire così. Grazie professore, grazie per il suo contributo. E anche durante la pandemia, anche durante il lockdown, in Italia e nel mondo si è lavorato con modalità diverse, si è lavorato scoprendo anche nuovi modi e nuovi sbocchi e la sfida del lavoro è una questione quotidiana che ci riguarda tutti e noi vogliamo capirne di più guardando avanti e lo facciamo grazie al keynote speech del medico, psicoterapeuta e ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, il professor Alberto Pellai. Ben trovato professore. Grazie. Le lascio la platea. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, sono molto contento di essere qui con voi, sono molto contento anche di parlare dopo il mio collega che ci ha raccontato le minacce che arrivano da fuori dentro la nostra vita, no? E come è necessario fare un lavoro di prevenzione. Io oggi con voi provo a condividere alcune riflessioni
a volte su come le minacce ci partono da dentro, cioè su come nel nostro lavoro di crescita, di individuazione del nostro posto nel mondo, a volte rischiamo di essere noi sabotatori del nostro successo. In questo momento io sono uno psicoterapeuta dell'età evolutiva. Noi abbiamo nella vostra fascia d'età, l'adolescenza, gli indicatori di salute mentale più problematici degli ultimi 50-70 anni. Quindi è come se la contemporaneità ci dicesse che essere adolescenti nel terzo millennio è più faticoso di quello che è accaduto ai nostri genitori e ai nostri nonni. Ci sono più sfide da cogliere e ci sono più competenze probabilmente da possedere. Molti di voi si stanno preparando a una carriera professionale di cui non hanno in questo momento alcuna certezza. È molto probabile che voi entrerete in corsi di laurea e in università che vi prepareranno a un mestiere che dovrete costantemente modificare, aggiornare, cambiare nel corso della vostra vita. Cioè quello che è accaduto negli ultimi 20 o 30 anni è che c'è stata un'accelerazione enorme del progresso tecnologico e scientifico, delle modalità con cui il progresso impatta qualsiasi genere di lavoro, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, al lavoro di ricerca, e quindi quello che ci verrà richiesto in futuro è di avere una grandissima capacità di adeguarci e di adattarci in modo flessibile ai cambiamenti che il mondo ci farà sperimentare senza chiederci il permesso. Io posso dire che nella mia vita, a me piace molto l'idea di fare questo speech con voi, perché questo è il mio mestiere. Io lavoro con tanti ragazzi e ragazze, io sono genitore di 4 figli, in questo momento uno dei miei figli è in classe, in quinta superiore, e sto guardando con lui come si muove nel territorio della progettazione del suo futuro. Vi dico l'approccio di mio figlio Pietro, che è il mio terzo figlio, sta facendo tutti i test di ammissione, si è iscritto, ha già fatto quelli del Politecnico, aveva in mente, non ha ancora chiarezza di quello che gli accadrà, usa quest'ultimo anno per cercare di capire dove indirizzerà le sue competenze, e mi sembra che il suo disorientamento sia un po' il risultato del fatto che oggi abbiamo davvero tante opportunità, tante possibilità, e fissare l'idea di noi a 18 anni in una professione che poi durerà tutta la vita ci spaventa. Io posso darvi come risposta che nella mia formazione personale io ho stabilizzato l'idea di me stesso nel mio lavoro intorno ai 40 anni. Cioè ho preso una laurea forte, quella per me è stata la laurea in medicina, ho preso una prima specializzazione, poi sono andato all'estero, poi ho fatto un dottorato di ricerca, poi ho preso una seconda specializzazione, intanto lavoravo, e questa cosa a me ha permesso di potermi sperimentare, grazie alla mia laurea, in settori diversi, e poi alla luce delle competenze apprese di decidere qual era il mio settore. Vi dico questo perché la cosa più importante che noi abbiamo nella vita è il nostro cervello, è la nostra mente, è la cabina di regia del successo, della nostra capacità di autorealizzarci, e la nostra mente ha un potenziale enorme che è dato da una dimensione che si chiama neuroplasticità. Provo a spiegarvela, questa ce la spiegano bene i neuroscienziati. Cos'è la neuroplasticità? Se voi avete mai da bambini lavorato con un panetto di DAS, non so se esiste ancora, è plastilina, la tirate fuori da una carta argentea di alluminio, e nel momento in cui voi tirate fuori il panetto di DAS è morbido e potete lavorarlo continuamente finché continuate a lavorare quel panetto di DAS. Il panetto di DAS è modellabile, può cambiare forma, può diventare tutto quello che lo scultore lo vuole far diventare. Se però voi lo appoggiate sul tavolo per un'ora e lo lasciate lì, il panetto di DAS diventa secco e da lì in poi non ci potete più fare niente. Potete fare qualche lavoro di modifica con scalpello, cesello, ma non potrete più dargli una nuova forma.
La neuroplasticità è questa cosa, cioè voi avete fino ai 22 anni, in particolare tra i 18 e i 22, che è il tempo dell'università, quello è l'ultimo slot in cui la neurobiologia del cervello ci dice che noi possiamo fare tantissime operazioni sulla nostra mente e quindi provare a darle quella forma e a modellarla in modo tale che poi acquisisca una struttura stabile con cui rimane con noi per tutto il tempo poi della nostra vita adulta. Quindi in termini di coaching per la vita, fare un allenamento per la vita, il tempo che avete davanti è un tempo di importanza fondamentale, è un tempo che non può essere sprecato e il vostro cervello vi dice: dammi tutto il nutrimento, dammi tutto il lavoro, tutto l'allenamento che mi serve per prendere la miglior forma possibile nella vita. Che genere di allenamento ha bisogno il cervello? Il nostro cervello ci fornisce, per farci da cabina di regia poi per il nostro successo nella vita, lavora su 3 fronti diversi. Uno è il fronte cognitivo, cioè la capacità di produrre pensiero. Uno è il fronte emotivo, cioè la capacità di saper gestire i nostri vissuti emotivi, l'ansia, lo stress, la tristezza, la rabbia. Tutto quello che noi facciamo delle nostre emozioni ha un correlato dentro al nostro funzionamento mentale. E l'altro elemento chiave è le nostre competenze socio-relazionali. È molto interessante vedere che uno studioso che ha scritto un libro, si chiama Intelligenza emotiva, ha scritto un libro straordinario e l'ha fatto comparando che cosa è il successo nella vita dei primi della classe, i bravissimi, quelli maggiormente premiati dal successo accademico e dalla scuola, e quello che lui ha scoperto è che le persone primissime della classe avevano 2 destini molto diversi. Alcuni dei primissimi della classe erano anche primissimi nella vita, avevano vite molto autorealizzate, molto felici. Altri primissimi della classe avevano invece vite molto infelici. Com'è possibile che uno che è così premiato dalla scuola sia poi così poco premiato dalla vita? Quello che dice Goleman è che alcuni primi della classe avevano una competenza informativa e cognitiva, sapevano tutto, ma poi non avevano saper fare e saper essere, quindi messi all'interno di un posto di lavoro, non avendo allenato le competenze più emotive e più socio-relazionali, tutto il loro surplus, tutta la loro plus dotazione cognitiva non li portava ad avere poi un successo reale all'interno della loro esistenza. E nella prospettiva di uno psicoterapeuta, la loro era anche una vita profondamente infelice, dove cioè sperimentavano proprio il male di vivere e non avevano trovato il loro posto nel mondo. Quindi mi verrebbe da dire che cosa vuol dire, avendo 17, 18, 19, 20 o 21 anni, coltivare le competenze e le abilità in queste 3 aree. Nell'area cognitiva io vi direi, più che accumulare informazioni, la cosa fondamentale è continuare a tenere altissima la capacità di imparare ad imparare. Quello che sperimenterete nel passaggio dagli studi della scuola secondaria di secondo grado all'università è che vi verrà richiesto un surplus di competenze cognitive, la capacità di programmare uno studio sul medio e lungo termine. Non avrete più compitini, interrogazioni, lo studio dell'oggi per domani, ma per chi di voi per esempio farà scelte di esami universitari che valgono 10 o 12 crediti formativi, spesso significa dover stare dentro a un approfondimento con uno sforzo cognitivo molto intenso per 3-4 mesi e poi doversi presentare a una prova che decreterà il successo del vostro studio. Questo significa anche imparare a tollerare tanto la fatica, e un dato che oggi, ma qua poi ognuno di voi valuti per se stesso, un dato che oggi le ricerche dicono molto molto fragile rispetto al passato è la capacità di rimanere attenti, concentrati
e focalizzati per un lungo tempo su un compito cognitivo. Seconda tipologia, competenze emotive e terza tipologia, competenze prosociali. C'è un libro in questo momento che sta facendo il giro del mondo e che si intitola Generazione ansiosa. Parla fondamentalmente degli adolescenti degli ultimi 5-7 anni e racconta che quegli indicatori di salute mentale che sono così usurati oggi o così comunque depotenziati rispetto a quello che accadeva 15 o 20 anni fa, sono soprattutto a carico della capacità di gestire lo stress e di attraversare emozioni che ci provocano disagio, fatica e spesso dolore. Cioè quello che è accaduto e non era mai successo prima nella storia dell'adolescenza è che chi guarda come vanno le cose dentro la vostra vita scopre che siete molto più coinvolti in attività che avvengono nelle vostre camerette, le chiamo camerette perché sono spazi rinchiusi, ristretti, piuttosto che attività che avvengono fuori nel mondo. Il fuori nel mondo è sempre stata la palestra di allenamento alla vita per un adolescente e quello che dovrebbe accadere tra i 14 e i 19 anni è che voi mettete alla prova il vostro potere d'azione dentro alla vita che sta fuori nel mondo. Dovreste vivere relazioni amicali, di appartenenza al gruppo, sperimentazioni nell'area dell'affettività e dell'amore che sono quelle che poi vi forniscono le competenze emotive e socio-relazionali che noi trasferiamo anche all'interno della nostra professione e del nostro progetto di vita adulto. Quello che ci dicono le ricerche è che in realtà voi, è chiaro che ognuno non si sente né valutato né giudicato, e questo sono quello che dicono i dati. Voi passate tantissime ore in appartenenza a communities, in esperienze virtuali che però hanno poca capacità di entrare nella neuroplasticità del vostro cervello. Quello che fa un neuroscienziato è guardare che cosa succede nella costruzione della mente in età evolutiva, e quello che dovrebbe accadere è che non aumenta il numero di neuroni. La maturazione della nostra mente non è un aumento del numero di neuroni, ma è un aumento del numero di connessioni sinaptiche tra i neuroni, è proprio la costruzione di reti all'interno della nostra mente. E guardate, un'altra cosa incredibile è che noi, per diventare adulti, non aumentiamo il numero di neuroni dentro al nostro cervello, ma lo diminuiamo. Cioè, cosa accade dentro alla nostra mente? Accade che il cervello tra i 14 e i 20 anni accende tutti i neuroni che vengono stimolati dalle esperienze nella vita reale e nella quotidianità, e quei neuroni accesi vengono scritti e cablati dentro alle vostre reti neuronali. Se invece ci sono neuroni che sono lì pronti a fare la loro funzione, ma non vengono mai accesi, quello che fa il cervello è che li pota via, li butta, cioè li elimina, perché fa proprio un lavoro di selezione che è finalizzato a tenere quello che vi interessa veramente. Capite che qua dentro c'è tutto un lavoro molto molto importante in cui ciascuno di noi deve scegliere quali sono quelle reti neuronali che vogliamo tenere attive e accese. Pensate al tema delle lingue straniere: se uno si esercita nel praticare una lingua straniera, il suo cervello sarà abituato ad avere un codice multilingue. Se uno non pratica mai l'esperienza di una lingua straniera, il cervello si tiene soltanto la competenza linguistica nella lingua madre, e imparare una lingua straniera da lì in avanti sarà molto molto complesso. Questo vale anche per le esperienze emotive e socio-relazionali, cioè più io mi alleno alla relazione con l'altro, più io acquisisco competenze empatiche, competenze di comunicazione efficace, e quindi più io sarò capace poi in un ambiente di lavoro di gestire competenze complesse come quelle del lavoro di squadra. Quello che ci dicono le ricerche in questo momento è che questo genere
di costruzione della mente nel tempo tra i 15 e i 22-23 anni è davvero una scelta che il ragazzo e la ragazza devono fare, che il giovane uomo e la giovane donna devono fare, perché la tendenza in questo momento così forte è quella di scegliere di stare in zone protette dove faccio le stesse cose che avrei fatto nella vita fuori. Pensate alle università online. Io sto seduto davanti a uno schermo, seguo le lezioni, do gli esami, ma perdo tutte le competenze invece legate al fatto che quelle stesse cose le vado a fare fuori nel mondo reale e mi abituo a una dimensione interpersonale e anche a una dimensione in cui vedo me capace di stare fuori nel mondo, che poi diventa una grande risorsa per la vita. In questo senso il Giappone è quello che ci ha più fatto vedere che cosa significa non riuscire ad avere l'allenamento alla vita che ci serve per i lavori di domani, che è così importante, perché il Giappone è quello in cui per la prima volta si è vista quella che da loro è stata chiamata sindrome di Hikikomori e che ha riguardato circa 15 anni fa una popolazione molto molto estesa di giovani uomini adulti che hanno deciso che avrebbero fatto tutto nella loro vita stando chiusi dentro la loro stanza e quindi sono stati un po' i primi testimonial di una sindrome che è la sindrome da ritiro sociale, che oggi non si era mai vista in adolescenza. Cioè, se ci pensate, quello che è accaduto fino a 15-20 anni fa è che anche il conflitto con i genitori tra un adolescente e la famiglia era che l'adolescente voleva uscire fuori nel mondo e i genitori lo chiudevano in casa. Il peggiore dei castighi che un genitore dava a un proprio figlio fino a 10 o 15 anni fa era: vai in camera tua e non uscire da lì. Il più grosso conflitto in adolescenza tra un figlio e il proprio genitore aveva come tema: voglio il motorino, voglio uno strumento che mi permette di andare fuori nel mondo, mentre in questo momento le ricerche ci dicono che il castigo più frequente dato da un genitore al figlio adolescente è: ti stacco il wifi, ti stacco la presa della console dei videogiochi, e di rimando molto del conflitto tra genitori e figli, per esempio tra i 13 e i 17 anni, ha a che fare con le abitudini di navigazione online. Vai a dormire, spegni lo smartphone, non connetterti più, smetti di videogiocare, mettiti a studiare. Cioè un cambio proprio generazionale, epocale, di quali sono le caratteristiche con cui un adolescente sta al mondo. Voi siete una generazione che in questo momento ha dati di evidenza, di ricerca clinica, di ricerca comportamentale, di ricerca neuroscientifica, che vi dice a noi adulti che dobbiamo rimuoverci e spostarci nel mondo reale. Cioè che il vero allenamento alla vita è un allenamento che vi chiede davvero, e quasi vi dovrebbe comandare. Cioè le cose come sono andate negli ultimi 15 anni non hanno fatto bene alla vostra prospettiva di futuro, e voi dovreste essere gli attori di cambiamento, cioè dovreste davvero essere affamati di vita reale. Due aspetti che connotano la dimensione dell'ansia: questa siete, se guardate nelle classifiche dei libri di tutto il mondo, il best seller più venduto in tutto il mondo quest'anno si chiama Generazione ansiosa, è scritto da Jonathan Haidt e racconta l'esperienza dell'adolescenza come un'esperienza che si confronta in modo così potente con l'ansia e l'attacco di panico, e dice fondamentalmente: mentre tra i 14 e i 18 anni la vita e la programmazione evolutiva era fare che l'adolescente fosse molto curioso di quello che c'è fuori nel mondo, oggi è successo qualcosa per cui l'adolescente diventa molto impaurito di quello che c'è fuori nel mondo, e questo spiega anche molto perché è così faticoso trovare e orientarsi nel proprio progetto di vita. Si ha costantemente l'ansia di fare errori e di non arrivare là dove vorremmo arrivare. Su questo provo a darvi 2 o 3 piccoli pensieri negli ultimi 5 minuti del mio dialogo con voi.
lavorate tantissimo dentro di voi sul concetto di aspettativa, perché oggi il concetto di aspettativa sembra essere una delle fregature più grandi che accade nella vita dei 14-19 anni, e ci sono due tipologie di aspettative che vi fanno male. La prima è l'aspettativa degli adulti, in particolare dei vostri genitori, nei vostri confronti, che impatta tantissimo le scelte di vita e fa in modo che un ragazzo si senta nel dovere di essere molto obbediente verso le richieste e le aspettative del genitore, piuttosto che verso le richieste e le aspettative che lui o lei hanno su se stesso. La cosa fondamentale, anche dentro alla logica di costruire bene i propri funzionamenti mentali, è che il tempo tra i 14 e i 20-21 anni dovrebbe essere un tempo in cui voi imparate a mettere a fuoco bene il voi stessi che volete diventare, e poi però dovete fare molta fatica e metterci molto impegno a diventare quello che volete essere. Questa strada non è mai in discesa, richiede molto impegno, ma il primo lavoro è mettersi a fuoco, cioè la psicologia usa questo termine che è individuarsi, e per individuarsi il copione dell'obbedienza, cioè fare quello che l'adulto si aspetta da me, non va bene. Guardavo alcune storie, se voi pensate a San Francesco che è il santo più amato di tutto il mondo, la memoria di quello che è stato e che ha fatto resiste a lui per secoli e secoli ed è tuttora vivissima, è diventato la persona che è diventata dentro a un conflitto gigantesco con il proprio padre, che gli voleva consegnare chiave in mano una vita felice, perché il padre ce l'aveva in mente la vita felice per suo figlio. Era ricco, aveva generato un successo commerciale enorme, bastava che il figlio entrasse dentro quella vita lì. San Francesco in realtà non ha mai aderito al progetto che il padre aveva su di lui, anche se era la strada più semplice. È diventato l'uomo che è diventato. La storia ci dice che ha fatto bene a diventare quello che voleva diventare, è riuscito a essere quello che voleva essere, ma è morto senza mai, pur essendo santo, aver ricomposto il conflitto con suo padre. Maria Montessori è diventata medico contro il parere di tutta la famiglia. Ai suoi tempi una donna che voleva fare medicina non era ben vista e ha dovuto addirittura smuovere il Papa, fa scrivere una lettera al Papa alla sua famiglia per convincere i genitori che quella sarebbe stata la sua via. Direi che il secondo tema grande è non avere aspettative di perfezione verso noi stessi. Se c'è una causa veramente grande di ansia oggi in età evolutiva che scatena anche molti attacchi di panico, è l'idea che noi non ci possiamo permettere l'esperienza dell'errore dentro alle nostre vite, mentre l'esperienza dell'errore proprio nel tempo della formazione è un'esperienza incredibilmente formativa, e fondamentalmente noi impariamo molto meglio dai nostri errori che dalla nostra ansia di non commettere errori. Direi che questo è un altro aspetto molto generazionale, cioè questa generazione ansiosa, quella a cui appartenete voi, sembra essere una generazione che è molto spaventata dall'idea di uscire da un modello di perfezione performante che chiaramente poi diventa una trappola. E su questo vi voglio dare la narrazione di questo esperimento che per me è meraviglioso. Si chiama Biosfera 2 ed è un esperimento per cui alcuni ricercatori hanno cercato di costruire la foresta perfetta in un habitat artificiale. Quindi hanno preso un grande ambiente, una sorta di serra gigantesca, hanno piantato i semi degli alberi che avrebbero dovuto costituire la foresta e hanno tenuto sotto controllo in modo ultra perfetto tutti gli algoritmi della temperatura, della umidità e della luminosità. Quindi in quella serra artificiale si simulava l'algoritmo perfetto della sequenza delle 4 stagioni e si cercava di mettere a disposizione degli alberi in crescita
la perfezione assoluta in termini di temperatura, luminosità e umidità. Quello che è accaduto è che i semi sono diventati arbusti, poi alberelli, poi alberi adolescenti, ma nel salto finale da albero adolescente ad albero adulto che fa la foresta sono morti tutti. E gli scienziati erano senza parole perché dicevano abbiamo previsto tutto alla perfezione e in realtà è saltato tutto per aria. Che cosa è successo? Gli scienziati si sono messi a lavorare e hanno capito che quell'eccesso di perfezione era quello che aveva danneggiato il successo evolutivo della foresta. Per quale motivo? Perché tenere sotto controllo perfettamente l'algoritmo della temperatura aveva causato la mancanza del vento all'interno del sistema. Il vento si produce negli sbalzi di temperatura che producono correnti d'aria. Le correnti d'aria sull'albero in crescita generano perturbazioni meccaniche e quindi provocano vibrazioni che l'albero di per sé subisce, ma proprio subendo quelle perturbazioni quello che accade è che il sistema delle cellule del tronco dell'albero si rinforza e il tronco trasmette quelle vibrazioni meccaniche in via verticale alle radici che grazie a quelle vibrazioni si attanagliano, proprio si attingono dentro al terreno, si radicano molto meglio e forniscono all'albero resilienza. Quindi il messaggio finale di questo esperimento è che per diventare davvero persone che sanno stare coi piedi per terra e abitare la vita, le perturbazioni servono tantissimo. Non serve evitare la sfida se non siamo certi di farcela, serve affrontare la sfida e lasciarci perturbare. Quindi il mio messaggio finale è: da una parte non fatevi spaventare da ciò che è perturbante, perché molto probabilmente nasconde qualcosa che ha un significato molto formativo per la vostra vita, e riprendo il messaggio di Steve Jobs che dice stay hungry and stay foolish, cioè siate molto affamati e molto esplorativi dentro a questo tempo della vostra vita, perché è un tempo molto molto fertile e generativo, dove il vostro cervello è ancora incredibilmente neuroplastico e voi potete davvero lì dentro generare il capolavoro della vostra vita, che non è un capolavoro di perfezione, ma è un capolavoro di autorealizzazione. Vi ringrazio. Grazie dottor Pellai, grazie per il suo contributo. Stay hungry, stay foolish, diceva Steve Jobs. Ci sono tante declinazioni, l'abbiamo sentito dal professor Pellai. Focalizzarsi, individuarsi, concentrarsi su ciò che può essere anche nel mondo del lavoro, non solo ma anche nel mondo del lavoro. E come lavorerò domani è uno dei temi che vogliamo trattare in particolar modo nel dettaglio e in profondità al Festival del Futuro, in questa sesta edizione del Festival del Futuro. E del lavoro domani, di come lavoreremo, come lavorerò domani, parliamo adesso in un panel che sarà moderato dal coordinatore editoriale di Tutto ITS, collega giornalista Gianluca Dotti. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti. Adesso man mano li invitiamo tutti e stanno arrivando anche le sedie, stanno facciamo arrivando arrivare anche le sedie, assolutamente. Possiamo dire, Gianluca, che davvero questo è uno dei temi cruciali in questo momento, non solo ma anche in Italia ovviamente. Certo, parlava il dottor Pellai un attimo fa del tema di come passare dalla parte formativa a quella occupazionale, al mondo del lavoro, e quello che vogliamo discutere in questa tavola rotonda con i nostri ospiti è proprio quale sia oggi lo stato del mercato del lavoro, quali siano i filoni su cui c'è da lavorare, anche con qualche testimonianza diretta, perché sappiamo che i canali della formazione, come stiamo vedendo anche qui a Job Orienta, sono tantissimi, l'offerta è molto vasta, orientarsi non è banale per chi lo sta facendo, deve capire dove andare, come indirizzare la propria vita e sapere qualcosa di più di che cosa il mondo del lavoro oggi sta cercando, di quali sono i bisogni emergenti, i trend, sicuramente può essere un tassello in più
nelle aspirazioni e nelle direzioni che ciascuno e ciascuna potrà prendere. Anche perché abbiamo parlato prima di pandemia, che ciò che può avvenire è sempre imperscrutabile, per cui bisogna farsi trovare pronti alle nuove sfide. Allora, se sei d'accordo, inizierei a chiamare quelli che saranno i tuoi ospiti in questo panel, a cominciare dal panelist, il cofondatore di Base Italia, Marco Bentivogli. Buongiorno, ben trovato. Chiederei poi di raggiungerci anche alla studentessa dell'ITS Academy Turismo Veneto con Master in Tourism Innovation Digital 4.0, Margherita Da Ponte. Ben trovata. E poi il Production and Logistic Manager di Bianchi Bicycles, Fabian Gatti. Buongiorno, ben trovato. Cofondatrice di Kixa SRL, Francesca Grego, buongiorno. Ed in collegamento abbiamo Ilaria Cingottini, funzionario di Union Camere, area formazione politiche attive del lavoro. Ben trovata Ilaria Cingottini. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovata. Io ti passo la palla. Grazie a te Giampaolo. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui con noi a Verona. Allora, dicevamo un mondo del lavoro del futuro che non è ovviamente facilissimo descrivere e prevedere nei contorni esatti, ma che proveremo un pochino a riconoscere con qualche chiave di lettura partendo dall'oggi, da una fotografia del presente. Quindi io vorrei coinvolgere subito la dottoressa Cingottini, perché so che come Union Camere, insomma, a partire anche dai risultati di un'indagine Excelsior, avete fotografato qual è la situazione di oggi in termini di trend, in termini occupazionali, in termini di bisogni soddisfatti, magari anche insoddisfatti del mondo del lavoro. Allora partirei proprio da qualche dato, da qualche numero che so che ci avete preparato. Eccoli, li vediamo. Grazie, sì. Grazie a Gianluca e un saluto a tutti i presenti in sala. Grazie di questa introduzione. Sì, il sistema informativo Excelsior si occupa appunto da oltre 25 anni con continuità e grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo di analizzare l'evoluzione del mercato del lavoro italiano dal punto di vista della domanda di formazione, di professioni e di competenze espressi dalle imprese dell'industria e dei servizi. Provando già passare alla slide successiva. Grazie. Sì, provavo a farlo in maniera autonoma, ma in questo momento non ci riuscivo, insomma, ecco. Vediamo se con la prossima sono più fortunata. Sono appunto moltissimi temi che sono qui raccolti in questa slide, quelli che vengono analizzati con le nostre indagini. Ma torniamo direttamente al tema del mismatch con la prossima slide e quella anche che segue. Abbiamo visto che contestualizzando a questo frangente, a questo contesto socio-economico, le nostre società sono state investite da tante profonde sfide e trasformazioni. Quella sicuramente che è più pervasiva è la transizione digitale, che ha modificato il contenuto delle occupazioni e delle competenze, ma ha cambiato in maniera radicale anche il modo di lavorare e il modo di relazionarsi agli altri, sia appunto da un punto di vista sociale, ma anche dentro le organizzazioni. Adesso alla trasformazione digitale si unisce anche l'introduzione e la diffusione dell'intelligenza artificiale, che sarà un motore di ulteriori radicali cambiamenti, il cui effetto complessivo ovviamente dipenderà da quanto e come l'intelligenza artificiale diventerà complementare rispetto all'attività umana oppure un sostituto, e in ogni caso in questa fase
il fattore umano sarà ancora quello più decisivo per valorizzare e armonizzare il contributo della tecnologia nell'ambito appunto del mercato del lavoro. Poi abbiamo la cosiddetta transizione gemella, quella della sostenibilità, che come tutti ben sappiamo è figlia dell'urgenza imposta dai cambiamenti climatici e anche dalla necessità di trovare una nuova razionalità nell'utilizzo delle risorse e nell'attenzione al risparmio energetico e alla ricerca di fonti alternative. Per questo i sistemi economici stanno cercando di avviarsi per step verso percorsi di crescita basati su riconversioni sostenibili con un impatto rilevante anche in termini di competenze delle risorse umane che vengono ricercate dalle imprese. E poi c'è il terzo grande trend che è quello che si intreccia con i due già presentati, che è il trend demografico e quindi una modifica nella composizione per età della forza lavoro che crea da una parte forti esigenze di upskilling e reskilling del personale, ma d'altro canto rende soprattutto alcuni segmenti dei sistemi produttivi più vulnerabili ai cambiamenti generazionali e quindi anche alla percezione di subire delle strozzature nelle esigenze di sostituzione e adeguamento del personale ai nuovi bisogni appunto produttivi. La prossima slide, grazie. L'effetto di queste importanti tendenze è quello che si mette in luce in questo grafico, ossia che la difficoltà di reperimento a partire dal 2019 ha subito veramente un incremento molto consistente. Praticamente si partiva con un livello di circa il 26% delle figure che le imprese dichiaravano difficili da reperire nel pre-pandemia e siamo arrivati nel 2024 quasi ad una figura su due appunto per cui viene dichiarata una difficoltà di reperimento. Difficoltà che è cresciuta soprattutto appunto nella componente proprio della mancanza di candidati per svolgere le attività appunto per cui le imprese stanno cercando personale. Infatti da un certo punto di vista lo skill gap, quindi le competenze non adeguate del personale sono rimaste sostanzialmente diciamo immutate in questo periodo di tempo, mentre il grande aumento appunto si è verificato proprio nella assenza insomma di candidati disponibili. Grazie dottoressa Cingottini, la interrompo, poi torno da lei tra qualche minuto perché so che ci ha preparato ulteriori dati e quindi ritorniamo da lei tra qualche minuto, però prendo proprio spunto da quest'ultima cosa che diceva, quindi come il mismatch di competenze aumenta e diminuisce a seconda delle fasi anche dei grandi eventi che riguardano il mondo del lavoro ma anche il mondo in generale. E vorrei andare da Marco Bentivogli perché il tema dello skill mismatch è sicuramente uno di quelli più rilevanti, ce ne sono molti altri, insomma abbiamo una cassa integrazione in aumento, c'è il fenomeno del quiet quitting, no? Quindi delle persone che pur mantenendo il posto di lavoro in qualche modo alleggeriscono il loro impegno e la loro dedizione rispetto a quello che stiamo facendo. C'è un tema sempre in evoluzione del rapporto tra il management aziendale e i collaboratori, i dipendenti, insomma la popolazione delle imprese. Tra tutti questi temi quali sono le urgenze che anche a livello di politica del lavoro oggi crede sensato affrontare? Buongiorno a tutti, sicuramente la questione del mismatch è una questione gigantesca
noi abbiamo sia, a prescindere dalla correlazione con gli eventi, gli shock esterni come si vedeva nelle slide, noi abbiamo un mismatch tra, cioè, le competenze che produce il sistema di istruzione e formazione e quello che è il mercato del lavoro, cioè le potenzialità di assorbire occupazione rispetto ai profili che sforma appunto il sistema di formazione e istruzione, che sia quando le cose vanno bene in termini di congiuntura economica sia quando vanno male, è altissimo. E questo è un guaio, perché noi abbiamo ancora una disoccupazione giovanile media in Italia alta, siamo finalmente a 24 milioni di occupati, cifra record della storia del nostro paese, abbiamo il 62% di tasso di occupazione, 62,3 per essere precisi, per cui su questo suona la fanfara. Non abbiamo mai avuto un'occupazione così alta. In realtà siamo 10 punti sotto il tasso di occupazione media europea, che è attorno al 75%, e il tasso di occupazione particolarmente basso tra i giovani e tra le donne. Questo è un guaio serio in termini di disuguaglianze, di opportunità diverse. E poi questi ulteriori dati, cioè avere un tasso di occupazione bassa con l'andamento demografico del Paese, incendia il problema. Noi abbiamo una popolazione in età da lavoro che è sempre più ridotta, si ridurrà da qui al 2050 di quasi 8 milioni in meno di italiane e italiani in età da lavoro. Significa che grazie o per colpa della denatalità avremo questa quota in meno di persone in età da lavoro. Ed è chiaro che se questo si somma alla bassa quota percentuale di occupazione, noi iniziamo ad avere dei problemi molto seri. Cosa fare? Prima di tutto fare orientamento. Ecco, questo è un grande momento di orientamento, ma il nostro Paese non ha un investimento strutturale nell'orientamento allo studio e al lavoro. La gran parte, sarebbe divertente chiedere a voi che lavoro vorreste fare al momento che vi toccherà fare un lavoro, no? E su che basi, su come immaginate il lavoro che farete in futuro, da dove traete sostanzialmente le fonti per capire quello è un lavoro che mi piace, quello è un lavoro che non mi piace. Ecco, altri paesi lo fanno in maniera molto più strutturata, noi abbiamo ampi margini di miglioramento, perché un forte orientamento allo studio e poi al lavoro aiuta tantissimo anche il percorso, e per cui a limitare questo mismatch. Il mismatch è un problema grandissimo, perché cosa ci distingue dalle ragazze e ai ragazzi del resto d'Europa? Le ragazze e i ragazzi mediamente italiani lasciano gli studi prima degli altri, ma contemporaneamente, questo è il paradosso del nostro paese, arrivano a lavorare, lasciano più presto, ma contemporaneamente arrivano a lavorare più tardi, cioè c'è un periodo di interregno in cui non si studia, non si fa formazione, non si lavora, e ci sono poi gli indicatori conseguenti: si resta più a lungo a casa con la propria famiglia, e spesso nel periodo in cui si diventa appunto NEET, not in employment and not in training, significa che si rischia anche di arrivare a una situazione in cui si perdono tra l'altro competenze. In una situazione in cui iniziamo ad avere qualche scricchiolio anche da questa parte d'Italia, e cioè, sapete, i nostri settori industriali, tranne la cantieristica navale, hanno una grande difficoltà, l'automotive, gli elettrodomestici, la siderurgia sono in una situazione di sofferenza, e per cui se non oliamo e ricostruiamo delle vere politiche attive del lavoro che ricongiungano le persone alla possibilità di non essere marginalizzati appunto del lavoro, ma essere coinvolti, rischiamo di avere una polarizzazione ulteriore a quello che è uno dei mercati del lavoro più diseguali d'Europa, appunto il nostro, per i problemi di partecipazione, per basse competenze digitali. Siamo il paese in fondo alla classifica per numero di laureati che ogni anno si sfornano. Abbiamo la necessità fortissima di rafforzare l'istruzione tecnica STEM, di costruire e rafforzare le scuole professionali,
e soprattutto di cercare di contagiare l'istruzione tecnica con quella umanistica e quella umanistica con quella tecnica. Ecco, sono tante cose che dovrebbero essere parte dell'agenda politica del Paese. Insomma, Marco Bentivogli, i filoni su cui lavorare sono davvero numerosi. Se guardiamo allo scenario anche dal punto di vista delle imprese, c'è un tema di attrattività, no? Se guardiamo al futuro, a quello che succederà tra calo demografico, tra competitività anche con l'estero, c'è un tema anche di come le aziende possono riuscire ad attirare lavoratrici e lavoratori. Guardo verso Francesca Greco, perché lei si è occupata proprio di un lavoro di tesi su questo tema e del raccontare e cercare di capire un po' meglio come in una prospettiva decennale, ventennale, le aziende possano prepararsi a diventare più attrattive. Ci racconta un po' che cosa ne è emerso? Allora, siamo partiti dai presupposti di cui abbiamo appena parlato. Il calo demografico per i prossimi 20 anni è una certezza. Se a questo aggiungiamo il fatto che molti dei nostri giovani vanno anche all'estero a lavorare, negli ultimi 20 anni parliamo di centinaia di migliaia di studenti, di nuovi studenti che poi sono andati a lavorare all'estero, ci siamo posti la domanda di che cosa devono fare le aziende italiane per risultare attrattive per i nostri giovani lavoratori. Quindi abbiamo fatto un lavoro intervistando e coinvolgendo lavori di gruppo studenti a partire dai 17 anni fino ad arrivare a giovani lavoratori fino ai 30 anni. Quello che è emerso è che sicuramente ci dovrà essere una maggiore attenzione rispetto al benessere della persona. I lavoratori si porranno molto la domanda di qual è il senso di lavorare. Senso di lavorare significa anche poter costruire la propria persona a 360 gradi e poter coniugare in maniera equilibrata la propria vita personale con quella lavorativa. Quindi significa che questo porterà anche a domandare di lavorare per progetti in cui si crede e che rispecchino i valori rispetto ai quali la persona ha fiducia. E questo avrà conseguenze dal punto anche di vista organizzativo per le aziende, quindi temi come lo smart working, la settimana corta, la flessibilità saranno dati per scontati. C'è da dire anche un'altra cosa, che per le aziende non basterà dire siamo i primi del mercato per essere attrattivi. I giovani lavoratori vogliono poter dire andrò a lavorare lì perché lì so che diventerò una persona migliore. C'è poi un tema di cultura del lavoro. Si vuole lavorare per aziende dove la prospettiva, non tanto di carriera, ma la prospettiva di crescita professionale sia un tema. Quindi ambienti lavorativi dove si possa lavorare per obiettivi, dove ci sia la cultura del feedback, dove le persone possano esprimere le proprie idee e sappiano di essere ascoltate. Un ambiente lavorativo eterogeneo, dove ci sia una commistione, un lavoro intergenerazionale, quindi dove si possa confrontarsi con generazioni di persone diverse, e anche interculturale, quindi con persone che provengono da altri paesi. Il terzo punto che vorrei toccare è quello delle competenze. Sappiamo che l'accelerazione tecnologica sta ponendo grandi interrogativi, parlo ovviamente dell'intelligenza artificiale, su quali saranno le professioni che sopravviveranno, quali invece nasceranno come nuove. Sappiamo che le professioni che hanno un carattere di creatività al loro interno saranno quelle che probabilmente verranno più potenziate, perché l'intelligenza artificiale non le sostituirà, le porterà un boost a questo tipo di professioni. Però allora il tema di poter rimanere aggiornati rispetto alle proprie competenze è fondamentale. Noi non possiamo pensare di entrare nel mondo del lavoro avendo un set di competenze completo, ma questo dovrà essere continuamente alimentato. Sarà importante per le aziende riuscire a creare delle reti di impresa, dei network, perché all'interno dell'azienda non possono starci tutte le competenze necessarie, bisogna poterle attingere anche all'esterno. E infine, anche dal lato delle competenze, il fattore umano sarà comunque fondamentale. Competenze, le ha citate prima anche il professor Pellai, come l'empatia, la creatività e il pensiero critico, quindi saper dove si vuole arrivare e perché si vuole arrivare in quel posto è una domanda che i giovani lavoratori che entrano in un'azienda si pongono costantemente. Grazie, poi sarebbe interessante appunto anche capire
qual è il feedback vostro, se vi riconoscete, no, in questi valori, in questi bisogni, in questi trend che rappresentano anche quello che alle aziende viene richiesto di fare per essere effettivamente attrattive. Siamo partiti parlando molto alto di dati di scenario, di problemi, di politiche del lavoro, ma abbiamo messo anche un po' metaforicamente al centro di questa tavola rotonda una persona che sta frequentando un ITS, un istituto tecnologico superiore, e che ci può portare anche un punto di vista, un'esperienza diretta di chi sta guardando al mondo del lavoro da vicino, ci sta entrando e sta cercando non solo di orientarsi ma anche poi di avviare la propria carriera. Margherita da Ponte, lei adesso è iscritta al corso in Tourism Innovation Digital 4.0 a Jesolo, che fa parte dell'ITS Academy Turismo Veneto. Come gruppo Atesis noi raccontiamo con un magazine dedicato che si chiama Tutto ITS il mondo degli istituti tecnologici superiori. Perché ha scelto di fare un ITS e quali sono le competenze che sta sviluppando per andare personalmente a colmare, no, quel mismatch tra formazione e mondo del lavoro? Buongiorno a tutti, io ho scelto di frequentare l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, perché sentivo il bisogno di intraprendere e frequentare un percorso diverso dal solito. L'ITS è un ambiente molto orientato sul mondo del lavoro e sulla praticità. È un ambiente che ti permette di imparare facendo, mettendoti sempre alla prova e ascoltando numerosissime testimonianze date da professionisti sul settore. Io frequento il corso Tourism Digital Innovation 4.0 e unisce nuove tecnologie e il turismo. Quindi sto imparando a sviluppare competenze da portare sì nel mio futuro professionale, ma anche in un settore come quello del turismo che è in continua evoluzione. Quindi sto studiando strategie di marketing, digital innovation, innovazione sul territorio e effettivamente come le nuove tecnologie riescano a risolvere problemi reali legati al turismo. Una parte poi del mio percorso è proprio quella di comprendere e integrare al meglio il mondo digitale per valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico che sia, per creare delle esperienze autentiche, accessibili e uniche sotto ogni punto di vista. Quello che mi piace sottolineare del mio ITS è che lavoriamo su progetti concreti, reali e soprattutto in team, quindi molti lavori di gruppo, sempre affiancati da professori che sono i professionisti appunto del settore, e questo mi permette di integrare ma anche ascoltare numerosissime idee date dai miei colleghi che creano un valore sicuramente aggiunto all'ITS. E questa esperienza pratica che ci può dare l'ITS è un valore aggiunto e sicuramente per me rappresenta il futuro della formazione. Sì, è sicuramente uno dei canali attraverso cui la formazione si orienterà nel futuro, ovviamente in parallelo a tanti altri canali formativi, ma sicuramente una risposta concreta a quel mismatch di cui stiamo già più volte parlando questa mattina. Tra le esperienze concrete e di vita vera guardo verso Fabian Gatti, che è il Production and Logistic Manager di Bianchi Bicycle. Guardo verso di lei perché avete affrontato, anche parlando di tecnologie e di innovazione, una trasformazione anche interna alla vostra azienda, che significa nuove strumentazioni ma anche nuove competenze e nuovi bisogni. Ecco, ci racconta un po' in che cosa è consistita questa trasformazione. Intanto la vediamo anche alle nostre spalle, la regia ci metterà qualche immagine evocativa. Ok, certo, buongiorno a tutti. Noi dovete tenere presente che siamo un'azienda che fino a 4-5 anni fa eravamo, c'è da immaginarsi, un grande artigiano, un grosso artigiano, nato più di 130 anni fa, che ha attivato questa trasformazione e nel giro di 2 anni ha costruito un nuovo impianto produttivo, l'ha messo a regime e ora ci stiamo lavorando dentro. Noi tendiamo e vogliamo arrivare ad essere un'industria che comunque
metta al centro le persone, tant'è vero che tutta questa trasformazione che noi abbiamo iniziato l'abbiamo portata avanti con la logica e la filosofia dell'industria 5.0. È una fabbrica che poi nelle immagini che stanno scorrendo vedrete, soprattutto quando si passerà a quelle a colori, veramente progettata e realizzata con tutto pensando l'uomo al centro, a partire dall'ergonomia, dal benessere psicofisico, dal microclima interno a livello proprio di temperatura, di pulizia e tutto quanto. Noi in questa trasformazione abbiamo portato tanto digitale all'interno delle fabbriche e riusciamo a unire i timori che appunto la società di oggi, come ha detto il professor Pellai prima, ci sono rivolti agli adolescenti, con invece la vita reale, perché noi abbiamo sì intelligenza artificiale, il digital twin, tutta questa digitalizzazione nella fabbrica, ma le persone fanno un lavoro che comunque rimane un lavoro manuale, un lavoro dove le persone devono fare qualcosa, quindi tutta questa digitalizzazione è veramente soltanto a supporto delle persone. Noi abbiamo ormai raggiunto veramente un livello di ergonomia altissimo e questo modo di aver trasformato l'azienda ha trasformato a sua volta tutti gli enti aziendali. Io parlo per la produzione, per parte della logistica del magazzino, ma veramente bisogna pensare che la mentalità deve cambiare dall'inizio, dalla nascita del prodotto. Prima il prodotto veniva pensato, veniva progettato, veniva passato alla produzione e la produzione doveva occuparsi di produrlo. Ora invece si rende necessaria l'esigenza di pensare il prodotto per la produzione, che è il famoso design for manufacturing o design to assembly, in modo tale da poter sfruttare ancora di più tutte le tecnologie che vengono messe a disposizione delle persone. È cambiato tantissimo il modo di lavorare, prima si pensi che si lavorava con una logica di isola o di banchetto, noi lo definivamo, dove c'era il classico banco con il cavalletto dove si mettevano i componenti per produrre la bicicletta, c'erano delle persone che si occupavano di montare la bici dall'inizio fino alla fine, la portavano a completamento. Ora abbiamo reso la produzione della bicicletta molto più frammentata, le persone si occupano di fare una piccola fase di produzione che viene insegnata loro in un modo molto più rapido, molto più preciso, attraverso poi tutti i sistemi digitali che abbiamo come il MES, che è il Manufacturing Execution System. Noi possiamo addirittura richiamare dei video tutorial all'interno di touchscreen che abbiamo su ogni postazione, poi tra poco lo vedremo, e le persone in questo modo possono avere una formazione continua. Potrebbe sembrare uno sminuire le capacità delle persone di lavorare, perché in realtà prima c'era una competenza generale sulla bicicletta, mentre adesso solo la singola fase, ma in realtà quello che succede è che noi applichiamo una rotazione e portiamo alla comprensione e alla capacità di montaggio completo di una bicicletta attraverso appunto questa rotazione che richiede più tempo, ma che comunque specializza le persone allo stesso modo di prima. Ecco, questo che vedete è il nuovo plant che appunto rispetta la filosofia 5.0, 80 km di tubi impianto a pavimento, vuol dire che noi riscaldiamo d'inverno con una temperatura di 22-23 gradi costanti, un ambiente che nel vecchio capannone faticavamo a raggiungere i 15 gradi, d'estate possiamo raffrescare, abbiamo un impianto geotermico, la mensa per noi è diventata un orgoglio e la chiamiamo un ristorante aziendale. Le emissioni sono calate moltissimo e ci sono dei progetti per fare in questo terreno che si vede qui davanti, dove c'è la scritta in sovraimpressione, un percorso certificato UCI, che è l'ente che certifica anche le competizioni, sia off-road che strada per delle competizioni. Grazie, è sempre anche molto bello vedere l'evoluzione della tecnologia, di come cambia il lavoro, come cambia la fabbrica e come cambia anche tutto il modo quotidiano poi delle persone di lavorare. Su questo vorrei risollecitare Marco Bentivogli, perché ovviamente il tema dell'innovazione tecnologica,
che include la digitalizzazione, include l'intelligenza artificiale, sta impattando indubbiamente in modo importante sul mondo del lavoro. Uno degli spauracchi che spesso viene ripetuto è che la tecnologia sottrae occupazione, toglie posti di lavoro, forse cambia le mansioni e le professioni. Ecco, che futuro ci aspetta, visto che qui stiamo cercando di guardare un po' in avanti per effetto della trasformazione ad alta tecnologia sulla fabbrica e sul mondo del lavoro? Domanda importante, perché è proprio il fulcro di quello che deve essere l'orientamento. Noi se guardiamo solamente la TV o i social network ci raccontano il lavoro in un modo molto spesso distorto. Si immaginano le fabbriche come delle cose dell'800, adesso vediamo lo stabilimento di Treviglio, se non sbaglio, e vediamo che sono luoghi molto puliti, con una grande accuratezza nei processi produttivi e che richiedono una alta professionalità, per cui anche riraccontare come è evoluto il lavoro in qualche modo è utilissimo a orientare le persone su questo. I sistemi di produzione hanno avuto diverse ondate, voi sapete siamo nella quinta rivoluzione industriale sostanzialmente, dovremmo essere oltre la prima fase di digitalizzazione delle fabbriche, e per cui avere sistemi produttivi che sono connessi tra di loro e sono integrati anche con le persone. Adesso la sfida su cui appunto l'intelligenza artificiale sta dimostrando il maggiore interesse, perché nella prima fase aveva occupato soprattutto i settori della comunicazione, del marketing, del fintech, è proprio avere a che fare con l'industria e per cui con i processi di produzione manifatturiera. E in qualche modo cambia un po' però il paradigma di lettura di quello che accade dal punto di vista dell'occupazione. Nella prima fase, con l'introduzione di robotica digitale, noi abbiamo avuto rispetto al lavoro l'erosione delle mansioni rutinarie ripetitive dentro le fabbriche, cioè tutto ciò che si fa, che costantemente si ripete nell'arco della giornata e della settimana, sostanzialmente in modo ripetuto viene più facilmente mangiato dall'attività delle macchine. Quando dico macchine parlo anche di algoritmi. Quando si dice mansioni rutinarie significa anche il lavoro impiegatizio, anzi paradossalmente è ancora più aggredito dall'avvento delle tecnologie rispetto al lavoro operaio. Con l'intelligenza, e che cosa accade invece? Si esaltano le mansioni, cioè i ruoli all'interno delle aziende con maggiore ingaggio cognitivo. Con l'intelligenza artificiale le cose cambiano di nuovo. Cosa accade? L'AI è fortissima a partire dalla supply chain, arrivare alla rete commerciale, a semplificare tantissimo, a ridisegnare la ricerca rispetto alla costruzione di nuovi prodotti, a utilizzare meglio le risorse naturali, a semplificare tutto il layout di produzione e soprattutto, l'aspetto più interessante, abbassa le difficoltà di interfaccia tra le persone e le macchine. Tutto viene semplificato, questi algoritmi con apprendimento autonomo abbassano pertanto la soglia dell'accesso a questa innovazione. E questo però porta, c'è questo vecchio paradosso che inventò Moravec alla fine degli anni '80, cambia radicalmente quello che ho detto sin qui, cioè le cose, le mansioni, le professionalità, le skill che sono più erose sono quelle alto-cognitive. Moravec diceva è più facile sostituire dei ragionamenti a alto contenuto cognitivo che le capacità sensomotorie, il tatto, la manualità, eccetera, eccetera. Per cui lo si vede anche nell'indagine pubblicata 15 giorni fa dall'Ocse, i profili medio-bassi di skill nei luoghi di lavoro industriali in cui si utilizza professionalità ma anche manualità sono i più protetti, sono i meno mangiati da robotica avanzata e da algoritmi di intelligenza artificiale. Questo ci deve far pensare, perché anche in termini di competenze che dobbiamo costruire, realizzare, dobbiamo costantemente ragionare non di quello che stiamo facendo ma di quello che faremo, e quello che faremo non lo faremo tra decenni, lo faremo tra pochi mesi molto probabilmente. Per questo il sistema, io dico sempre, di istruzione e formazione
che è l'ultimo baluardo fordista del nostro paese, che vuol dire che si fanno programmi, contenuti uguali per tutti e metodi di apprendimento uguali per tutti. Quello è il disastro dei sistemi formativi. Sia i contenuti che i metodi devono essere adattati alla persona. È la persona il centro del sistema di istruzione e di formazione. Mi sento di dire, per questo van forte gli ITS, perché c'è anche molta concretezza, c'è anche molta esperienza accanto alla didattica tradizionale. E questo aiuta molto. C'è questo studio sugli ITS, lì sono stati più furbi di noi, le hanno chiamate università professionali, perché da noi in Italia i genitori quando c'è qualcosa di tecnico dicono no, quello tecnico è per persone di serie B. No, allora in Svizzera sono stati intelligenti, le hanno chiamate università e hanno scoperto dopo qualche anno che non solo gli studenti degli ITS hanno più facilmente rispetto agli ex studenti dell'università la possibilità di trovare lavoro stabile nel primo anno post studi, ma mediamente hanno il primo salario più alto degli ex studenti universitari. E questo significa non che bisogna limitare gli ITS, che invece vanno incentivati sempre di più, ma che forse anche l'università la dovremmo ripensare in qualche modo. E tra le cose che dobbiamo continuare a pensare c'è il mettere la persona al centro. Questo Festival del Futuro si intitola in questa edizione Umanesimo, no? 5.0, quindi anche il valore umano sia di competenze ma anche poi del benessere e del valore che si vuole trasferire alla persona. Ritorno da Fabio Angatti su questo perché quando insomma, ci siamo parlati per organizzare questa chiacchierata mi raccontava che l'innovazione tecnologica si è trasformata anche in un'opportunità per equilibrare il genere all'interno della vostra azienda, che era diciamo storicamente non proprio alla pari. E poi un commento le chiederei anche a proposito di sostenibilità e di umanesimo, la mobilità dolce, l'uso della bicicletta come sta evolvendo. Andiamo un po' più veloci in questo giro perché abbiamo pochi minuti ancora. Sì, allora questo è un punto fondamentale, nel senso che, come dicevo prima, se immaginate un artigiano che produce una bicicletta, il lavoro più vicino a quello è quello del meccanico. Quante, se immaginate 20 anni fa, donne meccanico conoscete? Probabilmente pochissime. Quindi la fabbrica Bianchi era un luogo per uomini, se non che per alcune posizioni di preparazione che erano dei lavori effettuati con delle minuterie dove storicamente la manualità femminile era molto più spiccata. Ora questa suddivisione dei compiti, questa digitalizzazione e semplificazione anche a livello fisico dei carichi e alleggerimento ha portato la possibilità a chiunque veramente di lavorare, penso al 99% delle fasi della produzione della bicicletta. Ci sono alcune produzioni che sono ancora leggermente faticose, non lo potrebbero, non escludono comunque l'attività femminile, ma noi siamo riusciti ad aumentare negli ultimi 3 anni del 20% la partecipazione di donne all'interno delle attività di produzione e siamo praticamente equilibrati 50-50. Per quanto riguarda invece la mobilità, che è la seconda domanda che faceva, noi abbiamo avuto l'opportunità di iniziare un nuovo corso quando è avvenuta questa elettrificazione anche della mobilità su 2 ruote. In effetti Bianchi prima produceva soltanto biciclette muscolari, cosiddette muscolari, cioè la bicicletta che non ha un motore, non ha una batteria. Con l'elettrificazione delle flotte personali, delle persone di biciclette o l'avvicinamento ad un mondo magari a cui prima non ci si guardava, soprattutto poi con l'avvento del Covid e l'esplosione della bicicletta nel periodo Covid, anche Bianchi ha iniziato a mettersi nel mercato della bicicletta pedalata assistita. Dico solo dei dati che sono però abbastanza emblematici. Ci sono delle proiezioni che dicono che all'Italia mancano circa 20.000 chilometri di piste ciclabili e di infrastrutture urbane per avvicinarsi anche soltanto minimamente a quello che è l'Europa. Per noi che produciamo biciclette e che vendiamo per circa un 30% del volume delle biciclette sul territorio italiano, sicuramente questa cosa non passa indifferente. Però ecco, l'opportunità di produrre un prodotto nuovo c'è stata, l'abbiamo colta al volo e ci siamo.
nuove sensibilità, nuovi trend vuol dire anche ovviamente nuovi prodotti e nuove linee di lavorazione. A proposito di proiezione di trend, vorrei tornare da Ilaria Cingottini, perché so che voi come Unoncamere avete molti dati sia sul presente sia su quello che verrà sulla base dell'iscrizione oggi ai diversi percorsi formativi. Veramente in 2 minuti, però ci dà qualche dato, qualche proiezione su quel che ci aspetta? Sì, passo anche alla slide successiva, grazie. Ecco, proprio su questo e su anche quello che è stato accennato in precedenza, l'importanza dell'orientamento, ci sono delle informazioni che guardano da ora ai prossimi 5 anni su i percorsi formativi e i fabbisogni espressi sia dalle imprese ma anche dalla pubblica amministrazione. E sulla base di proiezioni anche sull'offerta, quindi su quanti usciranno nello stesso periodo di tempo dai diversi livelli di istruzione e percorsi formativi, si può fare un confronto su quelli che sono gli indirizzi dove ci potrebbe essere una carenza e quindi un gap da parte appunto del nostro sistema produttivo. Come si vede, questo gap è particolarmente concentrato in alcuni indirizzi degli STEM, quindi negli indirizzi dell'ingegneria, ma anche tra le lauree scientifiche e informatiche. Ma ci sono importanti gap anche nell'economico statistico e nel medico sanitario. Non ho fatto in tempo prima a farvi vedere che tra i mismatch che sono aumentati di più, e questo ovviamente ce lo aspettavamo anche in base insomma, a quello che abbiamo ascoltato all'inizio della mattinata, ci sono proprio i mismatch per tutte le professioni della filiera della salute, che sono cresciute tantissimo appunto dal 2019 al 2024. Nella slide successiva andiamo invece a vedere i gap per quanto riguarda i diplomi quinquennali tecnico-professionali. Qui appunto ci sarà da vedere anche come la nuova riforma del 4+2 riuscirà in qualche modo a dare una visione diversa, insomma, a chi si potrà iscrivere a determinati di questi indirizzi. I gap principali sono nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, sempre ancora appunto il socio-sanitario, l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, e qui appunto si ritorna a tutti i temi anche del green, e ai trasporti e logistica. Anche questo insomma è un ambito che è strettamente intrecciato sia appunto a quello che si diceva prima della mobilità sostenibile e delle nuove metodologie appunto di spostamento. E infine, per quanto riguarda la filiera dell'istruzione e della formazione professionale, i gap, le carenze di offerta saranno particolarmente sensibili nell'edile ed elettrico, ancora nell'agricolo agroalimentare, il meccanico e amministrativo segretariale. Grazie dottoressa Cingottini, senz'altro insomma, questi numeri meriterebbero molte valutazioni, li lasceremo anche se lei è d'accordo poi a disposizione di chi ci sta seguendo qui a Job Orienta o da remoto, in modo che si possano poi approfondire ulteriormente. Io vorrei nei minuti che ci restano dare ancora la parola a Francesca Grego e poi a Margherita Da Ponte. Dottoressa Grego, con la realtà che lei ha fondato, Chixa, vi occupate di accompagnare le imprese nella trasformazione digitale e non solo. Prima abbiamo visto l'esempio di Bianchi, che è sicuramente un esempio d'eccellenza, ma quali sono le difficoltà che vedete da parte delle imprese nell'affrontare l'innovazione e la trasformazione digitale sostenibile? Sì, allora, a noi piace ricordare che per avere innovazione all'interno di un'azienda si parla sì di tecnologia, ma la tecnologia è un abilitatore dell'innovazione. Ciò che è il motore dell'innovazione sono le persone che lavorano all'interno delle aziende e i processi, i modi di lavorare. Quindi se non lavoriamo sulle competenze, se non lavoriamo sulle motivazioni, se non lavoriamo sulle abitudini lavorative, allora
la tecnologia a un certo punto può poco. Le difficoltà principali sono quindi in primis pensare a lungo termine, cioè l'imprenditore è molto preso dalle contingenze, dalle emergenze quotidiane e fa fatica a lavorare, a pensare a lungo termine, ma questa è diventata fondamentale, perché è vero che stiamo vivendo periodi di cambiamento repentino, questo non ci deve dare l'alibi di non provare a capire quale sarà il futuro della nostra azienda. Penso che l'abbiano vissuto anche le aziende che sono riuscite veramente a innovare, sapevano dove volevano arrivare. L'altra difficoltà è quella di creare un contesto dove l'innovazione sia permessa. Noi spesso siamo abituati a pensare che l'idea trasformativa sia un po' un appannaggio di singoli geni che ci portano in un mondo diverso. In realtà l'innovazione, le idee nascono esplorando il mondo adiacente e questo lo si fa permettendo l'esplorazione, permettendo anche l'errore all'interno delle nostre aziende, perché è lì che si riesce a capire anche dove si può arrivare. E l'ultima cosa che vorrei dire è che bisogna avere anche il coraggio di rompere un po' col passato. Gli imprenditori che noi incontriamo sono imprenditori che hanno alle loro spalle storie di successo e naturalmente questo li rende forti nel pensare che quello che è stato fatto fino adesso sia la strada giusta, ma il principio di continuità non sempre funziona, quindi bisogna avere anche un po' il coraggio di rompere senza tradire il passato, ma sapere che non tutto funziona ancora in quel modo lì. Quindi essere pronti a un futuro che sia anche diverso dal presente e dal passato, e fare un po' di sun disruption quando ce n'è bisogno. Concludiamo questa chiacchierata con Margherita Da Ponte, perché lei si è occupata di un progetto molto interessante che mette insieme il turismo e il digitale di cui ci parlava, con anche il metaverso e le prospettive proprio di quello che un comparto come quello turistico ha davanti. Ci racconta un po' di che cosa si è occupato e quali tecnologie poi sono in fase di uso in alla frontiera oggi. Ok, allora uno dei progetti a cui ho avuto l'opportunità di partecipare è stato proprio il progetto chiamato Pre-Experience per Italian Hotel Group. Il progetto è nato con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra hotel e viaggiatore, introducendo quindi una fase esperienziale pre-prenotazione. Quindi l'idea centrale era quella di dare all'utente la possibilità di visualizzare la camera d'hotel, i servizi di cui è dotata in maniera completamente virtuale. Questo non solo ha migliorato e capisce l'utente come prepararsi al meglio per il suo prossimo soggiorno, ma bensì riesce a migliorare e aumentare il grado di soddisfazione e fiducia che l'utente può avere verso l'hotel. Durante questo progetto abbiamo applicato tutte le fasi di metodologia di design thinking, che passava dalla prima fase di empatia, quindi abbiamo studiato realmente i bisogni dell'utente, alla fase di ideazione, definizione, prototipazione e test finale. Concludo dicendo che il culmine di questo progetto è stato andarlo a presentare a Roma il 5 luglio di quest'anno insieme ad una mia collega che appunto ha partecipato a questo progetto, e salire sul palco, presentare il progetto davanti a tutti gli ITS e ricevere feedback positivi è stato veramente emozionante. E ho capito da questo progetto che non solo è importante partire appunto dal reale bisogno dell'utente, ma che il futuro del turismo sarà sempre più digitale e personalizzato. Grazie, con questo sguardo sul futuro e il tenere sempre gli occhi aperti sui trend e su quello che sta arrivando. Chiudiamo questa tavola rotonda e facciamo un ringraziamento finale ai nostri relatrici e relatori: Marco Bentivogli, cofondatore di Base Italia; Margherita Da Ponte, studentessa dell'ETS Academy Turismo Veneto; Fabian Gatti, Production and Logistic Manager di Bianchi Bicycle; Francesca Grego, cofondatrice di Hixa SRL; e Ilaria Cingottini, funzionario di Unioncamere, area formazione e politiche attive del lavoro. Grazie per essere stati qui con noi al Festival del Futuro.
e restituisco la parola a Giampaolo Lanfranchi, grazie. Io ringrazio te Gianluca, grazie per questo panel interessantissimo, abbiamo parlato di lavoro da tutti i punti di vista in questa mattinata. È solo la prima parte di questo venerdì del Festival del Futuro che ritornerà nel pomeriggio, vi diamo appuntamento alle 16:30, partiremo puntualissimi, non mancate. Facciamo gioco di squadra come sapete, io voglio ringraziare chi gioca insieme a noi in questa stessa edizione del Festival del Futuro che è promossa in sinergia con Job Orienta e gode del patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Regione Veneto, del Comune di Verona, del Comune di Vicenza, del Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Verona, della Camera di Commercio di Vicenza, della Camera di Commercio di Brescia e della Camera di Commercio di Mantova. Si avvale il Festival del Futuro della collaborazione di importanti partner scientifici come Università degli Studi di Verona. Partner istituzionali sono Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, Confindustria Brescia e Confindustria Mantova. Main partner del festival è Pastificio Rana, Gold partner Fondazione Cari Verona, Stena Recycling, Silver partner sono Camozzi Group e Consili SPA, società Benefit. Noi ci ritroviamo qui alle 16:30 per l'appuntamento pomeridiano con il Festival del Futuro. A più tardi. Dopo tutte le ricette che abbiamo creato, avremmo potuto dedicarci ad altro. E invece abbiamo realizzato la sfoglia più sottile di sempre per esaltare un ripieno ancora più cremoso. Così il raviolo si scioglie in bocca. Nuovi sfogliavelo, ancora una volta ancora più buoni. E alla pallavolo ci pensano i nostri ragazzi.